Ciao ragazzi, questa è la campagna di Asparetto di Cerea, dove oggi la famiglia Merlin è in piena raccolta di riso vialone nano, che nasce su questi terreni neri, perché ricchi di torba, un unicum a livello nazionale e forse anche oltre. Quando si parla di riso nella pianura veronese, viene ovviamente spontaneo pensare a Isola della Scala, che in effetti è la capitale del riso, in particolare il vialone nano IGP. E lo è per la storicità, per la quantità, per la qualità, per la fiera da riso, insomma, per una serie di fattori che creano un forte centro di interesse a Isola della Scala attorno a questo cereale. Ma a pochi chilometri di distanza, anche se sempre all'interno di una zona storicamente vocata alla produzione di riso, esiste un'altra realtà in cui il riso viene prodotto apparentemente con la stessa metodologia, ma in realtà in condizioni decisamente diverse. E questa diversità è racchiusa in questo dislivello. Quella che scorre là sopra è la strada provinciale che collega Bovolone a Cerea. E come vedete noi ci troviamo molto a di sotto di quel livello, siamo circa 4-5 metri più in giù, in un ambiente praticamente vallivo. Perché? Perché questa fascia di territorio, caratterizzato dalla presenza di torba, di terra nera, accompagna il fiume che collega i due paesi proprio da Bovolone a Cerea, toccando anche Asparetto, dove si trovano per l'appunto le risaie della famiglia Merline. Ebbene, questa diversità ambientale, determinata dal dislivello, determina anche alcune implicazioni che si riscontrano sia a livello produttivo vero e proprio, come sentirete tra poco da Francesco, ma anche a livello di qualità organolettiche del riso. Sai che fa un certo che vedere della terra nera sotto il riso? Allora, diciamo che non ho notizie, non conosco altre aziende che coltivano riso su terreni come questi. Ok, sì, sicuramente se ci spostiamo sul Mantovano, qualche realtà può essere ritenuta simile, però un terreno vallivo così difficile, ok, da lavorare, e un ambiente umido così difficile da gestire non lo conosco, non ne conosco. Ma è vero che non fate nessun trattamento, zero? Più che nessun trattamento, noi non concimiamo la sostanza organica presente nel terreno, è già più che sufficiente per portare a fine stagione la cultura del riso con ottimi risultati. Ok, quindi quando gli altri per produrre gli stessi quintali che stiamo producendo noi adesso devono buttare, non so, 2 quintali di azoto a ettaro, noi non possiamo neanche iniziare a buttare un po' di azoto ulteriore di quello presente già nel terreno. Certo, beh, è una ricchezza, quindi anche una fortuna volendo. Assolutamente, sicuramente una fortuna, ok? Perché comunque questo dopo denota tutta quanta la particolarità della terra in cui stiamo lavorando, ok? Le differenze che vengono sottolineate, ok, diciamo da chi compra il nostro prodotto, sono la tenuta della cottura in primis, ok, e quindi anche proprio la consistenza del chicco. Un chicco più rotondo, ok, nel vialone nano, un chicco più grande che ha una consistenza, cioè non si sfalda dopo la cottura, ma comunque rimane bello sodo, ok? E dopo, per i più sensibili, ok, abbiamo anche addirittura qualcuno che mi dice che c'è un profumo particolare, ok, un riso comunque sicuramente carico di amido, perché cioè, tutte queste caratteristiche sono correlate una all'altra, e quindi la carica di amido dà anche un profumo particolare al nostro prodotto e anche un gusto particolare al nostro riso. La famiglia Merlin produce riso da alcuni decenni. Sono partiti i nonni, poi i genitori e adesso il testimone è stato raccolto da Francesco e da Valentina, che sono due cugini. Sono loro, insomma, che hanno detto raccogliamo il testimone, portiamo avanti l'attività di famiglia e lo fanno tenendo presenti tutti i fattori che concorrono all'operatività del loro mestiere, sia gli aspetti più materiali, quindi la semina, la raccolta, l'essiccazione, la commercializzazione e quant'altro,
sia e forse soprattutto gli aspetti immateriali, ovvero quel patrimonio di valori che sono stati trasmessi loro per l'appunto dai nonni e dai genitori e che si basano fondamentalmente sull'amore per questa terra. Quando hanno iniziato i miei nonni, all'incirca 80 anni fa, forse di più, e dopo piano piano hanno preso il mio papà e i miei zii, e a mano che siamo cresciuti sempre in azienda, girando in mezzo ai campi, io e Francesco ci siamo appassionati e abbiamo deciso di continuare, insomma, questo percorso. Come essere qui? Perché hai scelto di fare questo mestiere, Vale? Perché è meraviglioso, perché si è a contatto con la natura sempre, le stagionalità le vivi appieno sempre, in qualsiasi modo, con il bel tempo, con il brutto tempo, con i lati positivi e negativi, perché non c'è sempre il sole, c'è la pioggia, ci sono le giornate brutte, ci sono i periodi brutti dove non si può entrare in campo, non si può coltivare, non si può raccogliere, ma poi ci sono le giornate così che ti regalano tantissimo. Ripagano? Tantissimo, tanta fatica, ma una soddisfazione immensa. Alla fine per noi le risaie così sono dei bambini. Sono dei bambini, perché alla fine da quando le inizi a seminare, poi le prendi per mano, le accompagni alla crescita fino a maturazione, e con il raccolto hai la soddisfazione più grande. Ti senti di essere in un unicum paesaggistico? Assolutamente sì. E questo cosa ti fa provare? Tanto perché ti senti proprio a contatto con la terra. È una sensazione che a volte è indescrivibile, nel senso che se non la si prova è difficile capire quanto è bello rimanere in mezzo ai campi, cioè non la puoi descrivere. Magari tanti non saranno d'accordo con me, ma viviamo in un posto bellissimo, ok? E questo lavoro mi dà la possibilità di vedere posti stupendi ogni giorno, con colori stupendi ogni giorno, e questa cosa ti dà veramente una carica incredibile. La natura, i colori della natura, le sfumature, tutte le ore che passiamo nei nostri campi, nelle nostre aziende agricole, sono veramente una carica. C'è stato un momento in cui più di altri ti sei sentita convinta di fare questo mestiere? Una molla che è scattata? No, fin da bambina. Fin da bambina, perché quando eravamo piccolini noi comunque sia con i nostri papà nei campi ci siamo sempre venuti, andavamo sulle trebbie quando facevano i raccolti, stavamo con le nostre mamme quando all'epoca il riso veniva proprio pilato in casa, veniva proprio pilato con una piletta molto piccola in casa, e le nostre mamme insacchettavano il riso, veniva chiuso con delle borchie e poi veniva venduto al dettaglio, questo 30 anni fa. E noi siamo sempre stati lì con loro, quindi per noi alla fine è la vita, nel senso è questa la nostra vita. Non abbiamo un momento in cui ci sentiamo o ci ha fatto scattare, perché siamo cresciuti così. Cosa vuol dire fare riso di qualità? Tanto lavoro, perché comunque sia purtroppo per entrare in campo abbiamo bisogno che il terreno sia abbastanza asciutto, e con le piogge che ultimamente vengono è difficile anche solo prendere le giornate giuste per entrarci. E questo ti fa innervosire tanto nel momento in cui è periodo di semina e non lo riesci a fare perché il tempo non te lo permette, però poi quando c'è tutto questo ti ripaga tutto alla fine. Come vedi i tuoi figli ambientati in quello che fai tu? Sarà anche il loro futuro? Del più grande sicuramente no, perché lavora con il papà e quindi credo di no, mai dire mai, però credo di no. Di Emma magari ci spererei, mi piacerebbe ovviamente, nel senso mi piacerebbe ci fosse questa continuità, perché comunque sia è un lascito che mi è stato dato e che io vorrei dare insomma ai miei figli. Carico di quali valori? Di valori ricchi d'amore, i valori dei nonni, i valori che ci hanno trasmesso la voglia di lavorare, di non fermarsi mai, di avere qualcosa di proprio e di crescerlo e di
con tutto l'impegno possibile, senza mollare mai, nonostante i periodi brutti che comunque ci sono sempre e ci saranno sempre, ci sono sempre stati. Un buon risotto può aiutare a trasmettere questi valori? Assolutamente sì. Quindi andiamo! Andiamo! Scommetto col tastasal, vero? Assolutamente sì, Stefano, assolutamente sì. Risotto perché il riso nasce nell'acqua, Ma il muore nel vino. che quando manca vedo. La curiosità, perché Cantarane? Prende il nome dalla via Eh. dove è situata l'azienda agricola. E quindi Corte Cantarane. risai e rane, che ne era tante. Assolutamente le cantava. Ragazzi, buon appetito, vai a cominciare qua. Va qua Stefano, aspetta niente nessuno lì, buon appetito! Buon appetito a tutti! Ah, a proposito, che risotto è questo? Che risotto? Questo è un vialone nano semigrezzo. Semigretto? Semigrezzo, Quindi in tempo di cottura un po' più lungo, però... leggermente più lungo, però più gustoso, più saporito. Però a mangiare che mette un attimo questi. Sì. Manco del vialone nano bianco. Ma hai mai visto le facce che... Vabbè, ok. Buon appetito, ragazzi! Buon appetito!